Un parco molto grande a cui il comune ha recentemente aggiunto altro verde. È il Parco Morandi, zona nord del quartiere Arcella, lontano dalla zona rossa, ma per il quale alcuni residenti non sono contenti di come viene gestita la sicurezza, la manutenzione e l'attività serale. Denunciano di trovare di tutto, dalle siringhe ai coltelli abbandonati, che le giostrine per i bambini non sono accessibili ai giovani disabili motori, che non esistono orari certi di apertura e chiusura e che alla sera gli schiamazzi proseguono fino a notte fonda. Quindi chiediamo chiaramente un intervento urgente affinché questi giochi quantomeno vengano messi in sicurezza, che i cestini vengano svuotati, che l'erba venga sfalciata, cioè sono delle cose talmente basilari, talmente minime che non stiamo chiedendo chissà che cosa. Il coltello alla cucina l'ho trovato io personalmente e non è certo un bel vedere, soprattutto dove ci sono bambini piccoli che giocano che possono farsi decisamente male, oltre alle siringhe che chiaramente quelle sono un pericolo ancora maggiore. Lamentiamo una mancanza di normative e regole. È un parco che ad oggi ha come problema principale la sicurezza, è un regolamento quotidiano anche in quelli che sono gli orari di accesso, di apertura e di chiusura del parco. I residenti sono spaventati perché spesso si trovano persone extra orario che consumano alcolici, fanno uso di sostanze stupefacenti o comunque hanno accesso al parco anche in maniera irregolare attraverso aperture nella rete. La casetta Morandi, poi abbandonata, non ha alcuna funzione, non è un bene tutelato, ma solo un immobile decadente. Accessi anche qui irregolari che potevano esserci con dei riscontri anche della morte di qualcuno come è successo al Configliacchi, ma allo stesso tempo anche problematiche di igiene. Da qui partono dei topi che entrano attraverso le ramaglie e i rami nell'area residenziale confinante. Ci sono giochi che sono comunque non viene fatta manutenzione, sono rotti o comunque sono insicuri in quanto la parte che dovrebbe servire a anticaduta o comunque a parare i colpi non viene fatta manutenzione, quindi non è presente. Dovrebbe essere la sorveglianza che manca, ci devono essere orari certi perché la chiusura non è mai certa, non c'è nessuno che chiude questo parco e quindi gli accessi sono continui, non c'è sicurezza, proprio manca in assoluto la sicurezza. La richiesta è anche quella di abbattere la casetta Morandi e di regolare gli eventi serali, con musica, alcolici e schiamazzi fino a notte fonda, a due passi dalle case. E questo parco è il simbolo delle contraddizioni politiche di questa amministrazione. Quando si parla di parchi per poi lasciarli in uno stato di abbandono e degrado è una contraddizione evidente. Si parla di rigenerazione per poi avere una casetta come la casetta Morandi in uno stato di totale fatiscenza, con problemi di carattere strutturale che mettono a repentaglio ovviamente chi ci va dentro, è una ennesima contraddizione.